Questa è la storia del Gattamelata, uno dei più importanti condottieri ingaggiati dalla Serenissima. Erasmo Stefano da Narni, detto il Gattamelata, nasce a Narni nel 1370 da una famiglia umile. È costretto alla vita militare di basso rango, militando inizialmente sotto il nobile di Assisi Ceccolo Broglia e poi passando al servizio di Braccio da Montone assieme all'amico Brandolino Brandolini, appartenente ad un'importante famiglia di Forlì. Gli storici si dividono sull'origine del nomignolo Gattamelata. Secondo alcuni sarebbe dovuto al suo carattere dolce ma allo stesso tempo scaltro in battaglia. Secondo altri deriverebbe dal nome della madre, Melania Gattelli. Altri ancora dicono che sia dovuto a un particolare ornamento che va sull'elmo, una gatta color miele. Tra il 1427 e il 34 milita al servizio prima della Repubblica di Firenze e poi dello Stato Pontificio. Successivamente viene ingaggiato alla Repubblica di Venezia, a cui rimarrà sempre fedele, venendo per questo ricompensato nel 1436, assieme al suo compagno d'armi Brandolino, con la signoria sulla contea di Valmareno, con sede il castello di Cison. L'anno dopo, però, il Gattamelata, volendo continuare il mestiere delle armi, rinuncia alla sua parte di signoria. Venezia, dal 1426, si trova coinvolta in una serie di conflitti contro il Ducato di Milano, le guerre di Lombardia. Venezia era riuscita a strappare a Milano il controllo di Bergamo e di Brescia, ma nel 1438 si trova a dover fronteggiare una controffensiva guidata dal condottiero Niccolò Piccinino. Brescia viene assediata, cade il Garda e viene attaccata a Verona. In questa campagna Gattamelata diventa comandante generale, sostituendo Gianfrancesco Gonzaga. Attuando un'abile tattica, soprattutto difensiva, riesce nel 1439 a mettere in sicurezza Verona e a far riguadagnare alle forze veneziane l'iniziativa, che negli anni a seguire riusciranno a cacciare i milanesi dal Garda e da Brescia. Nel 1440 il Gattamelata, malato, si ritira a Padova, dove morirà 3 anni dopo. La Serenissima lo onora con l'iscrizione al Libro d'Oro del Patriziato, lo seppellisce alla Basilica del Santo e supporta la realizzazione a Padova di una statua equestre in bronzo fatta da Donatello e commissionata dalla moglie del condottiero.